vorrei che questi segni non fossero divisivi. Si ricorda un'esperienza, si ricordano persone che hanno dato la vita per un valore preziosissimo, decisivo, fondamentale. Non farei grandi letture ideologiche rispetto a un'azione che in quel contesto mi sembrava essere molto semplice, cosa che ho sempre fatto fin da piccolo, fin da ragazzo si cantavano questi canti per ricordare appunto un momento fondante della nostra vita nel nostro paese, della vita democratica della Repubblica Italiana. Quindi, La Ciao di per sé, quindi non è una canzone divisiva. non dovrebbe essere, poi è chiaro che possiamo interpretare i gesti e le parole in tanti modi, ma cerchiamo di andare al di là delle contrapposizioni, vedere che ci sono intenzioni di superamento, non facciamo troppa retorica anche da una parte o dall'altra su queste attenzioni. Qui la politica partitica non c'entra, lei dice. In questo momento, in quel momento no, in quelle 25, ma la dicono tutti, l'ha detto il Presidente Mattarella in maniera molto chiara, sono momenti in cui ricordiamo valori fondanti della nostra Repubblica, del nostro Paese, della democrazia e l'impegno a riprenderli costantemente in situazioni nuove, in tempi nuovi, con uno sguardo aperto all'Europa e al mondo.